ricorreremo, andremo avanti alla Corte Costituzionale e difenderemo con i denti fino in fondo queste due leggi. Il Veneto è pronto a dare battaglia dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare davanti alla Corte Costituzionale due norme regionali in materia di sanità, approvate lo scorso novembre dal Consiglio regionale, ma che Palazzo Chigi ritiene contengano profili incostituzionali. Abbiamo fatto due leggi per risolvere altrettanti problemi della sanità, spiega il governatore Zaia. Il primo, che è quello di pagare di più i medici dell'azienda ospedaliera, l'università per capirci, e sono 2,2 milioni all'anno che vogliamo dare a questi medici in modo tale da uniformare gli stipendi a livello regionale, e questa è stata bocciata dal governo. L'altra partita è quella delle famose 90 borse di studio che noi diamo ai laureati di medicina per la specialità, e diciamo che i laureati di medicina che hanno le nostre 90 borse di studio, che ci costano ogni anno 10 milioni di euro, hanno l'obbligo di fare i concorsi in Veneto per restare in Veneto. Il tutto per risolvere il problema dei medici in Veneto. Ci hanno impugnato tutte e due le leggi. Se la Corte Costituzionale dovesse dare ragione al Consiglio dei Ministri, noi andiamo avanti, facciamo ancora leggi, spiega il governatore, che dice poi: in un momento in cui in Italia mancano dottori, c'è una regione che incentiva i giovani medici a rimanere in Veneto. Non si può da un lato, come Ministero della Salute, parlare dell'emergenza medici, parlare di molte partite, magari anche i loro esponenti sul territorio fanno lezioni tutti i giorni, e poi quando noi facciamo le leggi a tutela dei nostri investimenti e dei nostri medici ci bocciano tutto.